Ultima corsa, è una condizionata per 4 anni, sono in 8 al via, 1 Camon Boy Fior, Tommaso Gambino, 2 Chloé Risaia TRGF, Gennaro Mitrano, 3 Creed Matley, Maurizio Cheli, 4 Camelot Call, Roberto Ruvolo, 6 Commander Crow, Roberto Vecchione, 6 Ciclone Tav, Antonio Di Nardo. Seconda fila 7 Cupido GSO, Marco Basile, 8 Crash Bandicoot, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Rompe il favorito Ciclone Tav, in errore anche Creed Matley, è Camelot Call che ha preso il comando. Numero 6 Ciclone Tav squalificato. Su Camon Boy Fior, mentre filtra terzo. Numero 3 Crash Creed Matley squalificato. Bandicoot davanti a Cupido GSO, 200 metri in 15 da parte dell'allievo di Roberto Ruvolo, Camelot Con, figlio di Exploit CAF, che conduce davanti a Camon Boy Fior e Crash Bandicoot, poi Cupido GSO. Questi sono i 4 cavalli alla corda, intanto 36 i primi 400 metri. Vediamo al largo avanzare, ci sembra, Commander Crow. Intanto il ritmo ora è modesto, arriviamo ai 600 metri in 47,3. Commander Crow è all'esterno ma è coperto, è in scia al numero 2 di Chloé Risaia TRGF, che sta avanzando sul battistrada. Intanto il primo giro è percorso in 1.2.7 con un 15.4 qui davanti alle tribune. Esce al largo anche Cupido GSO e si formano 3 pariglie. Camelot Call affiancato da Chloé Risaia TRGF, poi Camon Boy Fiore, Commander Crow, chilometro in 1.18.6 con 15.9 di frazione, retta di là, sempre in controllo Roberto Ruvolo con Camelot Call. Ora entra in scena Commander Crow che Roberto Vecchione lancia in terza ruota e arriva direttamente a contatto del battistrada, sempre secondo la corda è Camon Boy Fior, ma Camelot Call aveva buone energie, ora allunga l'errore del Sauro Commander Crow, mentre cerca di avvicinarsi Camon Boy Fior. Ultima curva passata in 14.7, retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Camelot Call, avvicinato da Camon Boy Fior, poi anche Crash Bandicoot. Alla fine Camelot Call viene a vincere su Crash Bandicoot e al terzo Camon Boy Fior. 1.16.3 la media al chilometro per Camelot Call, questo figlio di Exploit CAF e Gallura Jet di Roberto Ruvolo, per il training di Giuseppe De Filippis e la scuderia Sunrise, che vengono a vincere in percorso di testa, a raddoppiare l'ultimo successo, ed è l'ultimo vincitore della serata. Roberto Ruvolo con Camelot Call. È tutto per la serata di questa sera all'Ippodromo del Savio. L'appuntamento è per domani sera con la giornata gentleman.